ha perso un po' l'ala Red Bull Ducras. Partiti in questo momento di galoppo Rione Desi, agitato nell'ultima fase di allineamento. Lo scatto di Rockefeller Font che va a lottare con Rosita B all'interno, che però vuole rimontare, poi chiude la luce. Roberto Vecchione va in corda ma scatta fortissimo, 12,3 di frazione. Rio Magno DR che è nettamente leader, però si apre di galoppo a metà della curva, che ha preso a velocità siderale e finisce a tabellone. Rimane in vantaggio Rockefeller Font, è fuori corsa anche Rione Desi. Si passa davanti alle tribune, il quarto in 29,2 ha potuto subito graduare e rallentare il favorito una volta conquistato il comando delle operazioni. In terza posizione Ryan Prav, tratto di corsa lentissimo, il passaggio in 44 un pelino scarsi, ma quasi 16 di paletto intermedio, il che invoglia l'ultimo del gruppetto Red Bull Ducras ad avanzare con gradualità all'esterno. In vantaggio Rockefeller Font davanti a Rosita B. Non si accelera per il quarto intermedio, 31,5 la frazione, cronometro ufficiale che scandisce queste posizioni. Ryan Prava all'interno, Red Bull Ducras che cerca di migliorarsi, ma per il momento oltre il sediolo di quello di Greppi non va. Si arriva al chilometro con Roberto Vecchioni in totale controllo, 16 abbondante. Rockefeller, Rosita, poi Red Bull di fuori a Ryan Prava, adesso avanza con maggior decisione l'allievo di Pisacane, ma incoccerà probabilmente in un parziale più veloce che è quello conclusivo. Rockefeller Font è ancora in mano, anche se c'è 29 sbagliato, Rosita B, forse compressa all'interno, però 29,2 per arrivare ai 1.200 di gara. Rockefeller Font che si sta distaccando da favorito qual era, ruolo che sta mantenendo in maniera autorevole, lasciando gli altri a lottare per il secondo. E stanco Red Bull Ducras, spunta l'estremissimo outsider, a dimostrazione che la corsa era incertissima. Ryan Prav, quella 100 contro 1, fa il secondo, 1:16,4 il tempo del vincitore al chilometro. Il tabellone di centrocampo ci propone un 32,9 di chiusa. Noi abbiamo i parziali leggermente invertiti, ma sarà il giudice d'arrivo, oltre a darci l'arrivo, a confermarci anche media e relativi ragguagli. Il tabellone ci dice di 1,16 secco per la vittoria di Rockefeller Font. Roberto Vecchione in sediolo al cavallo della Orange Warriors, con Olga Rehlert che firma la sua prima vittoria in giornata da allenatore. Il secondo posto di Ryan Prav, il terzo di Red Bull Ducras, numericamente 5-1-2